Parliamo di questo momento, un momento bello con i ragazzi dell'Erasmus qui nelle cucine del Gallo. Sì, è un momento di festa perché proprio nella settimana del mandorlo in fiore, che come ben sappiamo è la festa dell'unione, della pace, della fraternità tra i popoli, anche noi all'Istituto Gallo Ciacia stiamo realizzando questo tipo di accoglienza nei confronti dei ragazzi che provengono dalla Germania, dalla Danimarca e dall'Olanda, con cui abbiamo iniziato un rapporto di partenariato Erasmus e che vede adesso ospitare un gran numero di ragazzi accompagnati dai loro professori e dai loro dirigenti scolastici. Oggi abbiamo voluto accoglierli nel modo forse che caratterizza di più la nostra sicilianità, cioè nelle nostre cucine, nel nostro bar, perché vogliamo non solo che essi fruiscano, possano essere deliziati, diciamo, dalle nostre prelibatezze culinarie, ma vogliamo che assieme ai nostri ragazzi, assieme ai nostri professori lavorino nei laboratori di cucina, nei laboratori di sala, nei laboratori di accoglienza per entrare immediatamente dal primo giorno nello spirito della familiarità, dell'accoglienza e dell'amicizia. Quale caratteristica assume oggi questo incontro tra, diciamo, gli studenti che vengono dall'estero e quelli dell'Italia? Quale sarà il valore aggiunto per i nostri, ovviamente, di questo incontro? Allora, intanto è sarà una settimana piena di attività di collaborazione internazionale tra questi gruppi provenienti da 3 diversi stati europei, all'insegna della concordia e dell'amicizia, che è il valore principale che caratterizza la settimana del mandorlo. Le attività sono tutte incentrate su questi principi e sugli obiettivi dell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile. Tant'è vero che i ragazzi stanno creando dei cocktail, riciclando dei prodotti, andremo a valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale domani andando alla Valle dei Templi, prendendo parte alla cerimonia dell'accensione del tripode dell'amicizia, e poi faremo tantissime altre attività che permetteranno questa unione tra popoli che in questo momento più che mai è auspicabile, insomma. Ecco, la scelta della settimana del Festival del Mandorlo è stata casuale o è stata una scelta ponderata e concordata? È stata una scelta ponderata e concordata, perché proprio questo è il senso dell'Erasmus, proprio il motto dell'Erasmus è: arricchisce la vita e apre la mente, arricchisce la vita attraverso lo scambio culturale tra i popoli, all'insegna della pace, parola che più che mai in questo momento vorremmo sentir pronunciare. Allora, parliamo di questa esperienza qui ad Agrigento, nella settimana del Festival del Mandorlo in Fiore. Dice che ovviamente la fioritura del mandorlo simboleggia la ripresa della vita in primavera ed non può che essere un'esperienza meravigliosa. Quale scuola rappresenta? Da dove vengono e quanti ragazzi sono? Where are you from? Which school? Ok, vengono dalla Baviera e avete quanti? 1100 studenti dalla Baviera. E qui invece quanti ne hanno portati? How many students did you take here? We have 9 students here. 9 studenti. 9 studenti. Chef, cos'è che stiamo preparando? Oggi abbiamo preparato degli amaretti per farli vedere i nostri ospiti e del riccio di mandorle. Infatti ci sono i ragazzi dei nostri ospiti che stanno preparando il riccio di mandorle, fatti con mandorle, zucchero e albume d'uva. Ecco, li stanno gustando, insomma, li Sì, hanno graditi? già hanno degustato il riccio di mandorla, infatti sono qua. Guardi me. E hanno degustato i ricci di mandorla e poi gli insegnanti se ne resteranno qua e sono ospiti nostri facendo un pranzo della cucina siciliana. Ecco, che pranzo offrirete? Oggi faremo un'insalata di arance con finocchiette e acciughe e olive taggiasche, poi faremo il risotto con i carciofi e poi faremo pure dell'arrosto con funghi e la torta mimosa e facciamo una mousse di ricotta più la macedonia. Allora, da dove viene, che esperienza è questa nella settimana del mandorlo e quale messaggio porterete da Agrigento nella vostra terra?
È una bellissima esperienza, sono qui per questa settimana per imparare insomma qui insieme con noi. Sono felice di stare qui, noi italiani siamo molto amichevoli e si stanno facendo i ragazzi un sacco di amicizie e stanno imparando tante cose insieme. I would like to stay here a few days longer. Le piacerebbe rimanere qui qualche giorno in più.